Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. La guerra in Medio Oriente con l'attacco americano all'Iran rischia di coinvolgere anche i siti militari USA in Sicilia. L'isola è strategica per il ruolo della base di Sigonella e per gli impianti satellitari del MUOS di Niscemi. A Catania perde la vista da un occhio, colpita ennesima da un proiettile. Al vaglio degli inquirenti la dinamica raccontata dalla ragazza di 18 anni. Sanità, scandalo, referti in ritardo all'ASP di Trapani, 8 medici indagati. La procura ipotizza i reati di omicidio colposo e lesioni personali. Basian, tutto pronto per il trasporto del veliero a Termini Imerese, dove sarà ispezionato per accertare le cause del naufragio di un anno fa. A Catania la domenica dei turisti tra musei, buon cibo ed escursioni sull'Etna. I cittadini aspettano l'apertura dei solarium del Nautico e di poter godere della spiaggetta nera di San Giovanni Licuti. Messina ha vissuto la prima notte del Blasco, oltre 40.000 allo stadio Franco Scoglio per il concerto di Vasco Rossi. Calciomercato, il Catania ufficializza Zarbano e si affida a Pastore che prova a trattenere Inglese. Calcio a 5, la Meta Catania vince gara 1 della finale scudetto a Napoli. Venerdì possibile match point in casa per centrare il bis tricolore. Bentrovati e ancora buona domenica da Sicilia 24. L'escalation militare in Medio Oriente con l'America che ha attaccato l'Iran rischia di coinvolgere anche i siti militari USA in Europa. In questo scenario la Sicilia è pienamente coinvolta, in particolare per il ruolo della base di Sigonella e per gli impianti strategici del MUOS di Niscemi. Manlio Viola. Dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran sale l'allerta in tutte le basi statunitensi in Europa e in particolare in quelle che guardano al Mediterraneo. Lo stato di preallerta è stato dichiarato dalle forze armate USA nelle basi di Rota in Spagna e Sigonella in Sicilia. Sale dunque la tensione nell'isola, visto che Sigonella storicamente è proprio la base che guarda alle crisi medio orientali. Da qui partono i droni a lunga gittata, aerei senza pilota che tengono sotto controllo tutto il Medio Oriente. E che Sigonella abbia un ruolo anche in questo conflitto è cosa indubbia. Secondo il sito specializzato Itamil Radar, che monitorizza il traffico aereo militare nel Mediterraneo, nei giorni 13, 15 e 16 giugno sono state documentate lunghe missioni nello spazio aereo prossimo a Israele, al Libano e alla striscia di Gaza di un velivolo spia Boeing P-8 Poseidon decollato dalla stazione aeronavale proprio di Sigonella. Sigonella ha una storia strettamente legata alle missioni militari in Medio Oriente. È stata la base di appoggio per le operazioni militari americane durante la guerra del Golfo contro l'Iraq di Saddam Hussein nel febbraio del 91. In quel caso l'Italia era pienamente coinvolta partecipando agli attacchi con i propri caccia. Più recentemente, una decina di anni fa, esattamente nel marzo del 2016, la base ha ospitato anche F-16 danesi e aerei di altri paesi alleati nell'operazione Odyssey Dawn, fornendo supporto alle forze internazionali impegnate nella crisi libica. Anche per questo Sigonella è inserita fra gli obiettivi sensibili, ma non è l'unico sito siciliano in quell'elenco. Attenzione anche al MUOS di Niscemi, un imponente sistema di antenne satellitari attraverso le quali passano le informazioni riguardanti tutto il mondo in pratica. I sistemi MUOS sono 4 nel mondo, 2 negli Stati Uniti, ovvero in Virginia e alle Hawaii, 1 in Australia e solo 1 in Europa, esattamente a Niscemi in Sicilia. Controllano ciascuno 5 satelliti spia e questo li rende strategici. A Catania si continua ad indagare sul ferimento di una ragazza di 18 anni che è stata colpita al volto in via Santo Cantone, nel quartiere di Nesima. Un proiettile l'ha ferita a un occhio e ha perso anche la vista dall'occhio sinistro. La ragazza non è in pericolo di vita, ma adesso gli inquirenti indagano e stanno soprattutto verificando il racconto fornito dalla giovane vittima. Tonino De Mana. Meno di 2 anni fa l'omicidio di un albanese ed il ferimento di un giovane catanese per questioni di droga. Venerdì sera intorno alle 23 un nuovo episodio in via Santo Cantone 10. Questa volta un colpo di pistola vagante ferisce all'occhio una ragazza di 18 anni.
Episodi non collegati tra loro, almeno questo trapela da fonti investigative, ma che mettono in evidenza un fatto preoccupante. Annesima, si spara facilmente. È comunque un giallo. Il ferimento di una ragazza colpita al volto da una pistolettata e che si trova ricoverata all'ospedale San Marco non è in pericolo di vita. I medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia facciale, ma la ferita era talmente grave, nervo ottico reciso, da far perdere la funzionalità dell'occhio sinistro. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno sentito numerosi familiari nel tentativo di ricostruire la vicenda e quindi di risalire ad autori e movente. La vittima si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro raccontando ai presenti che si trovava in balcone quando all'improvviso ha sentito un forte bruciore tra il naso e l'occhio sinistro. La testimonianza della ragazza è al vaglio degli investigatori che, per avere maggiori certezze, attendono l'esito degli accertamenti balistici. Non si esclude che il colpo abbia avuto una traiettoria dall'alto verso il basso, non da distanza ravvicinata, particolare che di fatto farebbe cadere l'ipotesi di uno sparo proveniente da un'auto in transito. Parliamo di sanità, lo scandalo dei referti rilasciati in ritardo, si parla dei referti oncologici da parte dell'ASP di Trapani, 8 i medici indagati, sono stati notificati gli avvisi di garanzia, la procura ipotizza reati gravi quale l'omicidio colposo e le lesioni personali. Il PM ha anche chiesto l'incidente probatorio e la valutazione medico-legale per 10 pazienti. Laura Spanò. La Procura di Trapani ha notificato 8 avvisi di garanzia ad altrettanti medici dei reparti di anatomia patologica degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. Per 10 pazienti la Procura ha chiesto l'incidente probatorio e la valutazione medico-legale. Le accuse al momento includono i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omessa vigilanza. L'indagine riguarda lo scandalo dei ritardi nella refertazione degli esami istologici all'ASP di Trapani. Si tratta di medici che avrebbero compromesso la tempestività della diagnosi tumorale. Oltre 3.300 esami sarebbero stati refertati con mesi di ritardo e in almeno 352 casi si trattava di tumori notificati solo quando la malattia era già in fase avanzata, limitando le possibilità di intervento e di cura. 20 malati, è stato accertato, sono in condizioni gravissime per le diagnosi in ritardo. Tra le vicende in esame il decesso di pazienti che hanno ricevuto in ritardo i referti, a cominciare dai decessi di Marsala e Salemi, dove un infermiere affetto da tumore è deceduto 10 giorni prima di ricevere il referto. L'indagine, inizialmente aperta dalla Procura di Marsala, a fine marzo era stata trasferita a quella di Trapani per competenza territoriale ed è coordinata dal sostituto procuratore Antonella Trainito con il supporto dei carabinieri del NAS di Palermo. A fare scattare il terremoto nella sonnolente sanità trapanese era stata la denuncia della professoressa mazzarese Maria Cristina Gallo, a cui l'esito di positività ad un cancro le era stato consegnato dopo 8 mesi di attesa. Lo scandalo ebbe eco immediata tanto da scuotere il governo regionale e nazionale. Già nelle scorse settimane erano arrivati anche i primi provvedimenti di natura amministrativa. Sarà trasportato oggi da Porticella a Termini Imerese il relitto del Bayesian, il veliero affondato la scorsa estate nelle acque di Palermo, in cui persero la vita il magnate Mike Lynch, la figlia e altre 5 persone. La procura procederà quindi ai rilievi del caso per ricostruire i motivi dell'affondamento. Orazio Longo. Eccolo il Bayesian completamente fuori dall'acqua, sollevato dall'Evolift 10, pronto per essere trasportato da Porticello al porto di Termini Imerese. L'ultimo viaggio del veliero affondato la scorsa estate nell'incidente in cui persero la vita il magnate Mike Lynch con la figlia Anne e altre 5 persone. Dopo l'attracco verrà alloggiato in una struttura in acciaio appositamente realizzata per consentire ai consulenti dei magistrati che indagano sul naufragio di eseguire i controlli e i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Il veliero colò a picco durante una tempesta ad agosto dell'anno scorso al largo di Santa Flavia. Ritenuto inaffondabile, adesso si cerca di capire perché si è inabissato in pochi minuti. Dai primi rilievi è emerso che lo scafo è integro e non ci sono falle. Durante il programma di sollevamento dal fondo del mare, dove il natante è rimasto per più di 10 mesi, si è provveduto al monitoraggio anti-inquinamento con personale e mezzi specializzati col posizionamento di una barriera antipetrolio. Dopo la tragedia, i magistrati hanno accusato di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante del veliero, il neozelandese Catfield, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. L'ipotesi è che vi sia stata la presenza di una serie di errori umani. Nel corso delle operazioni di recupero un mese fa era morto un sub olandese probabilmente ucciso da una esplosione sottomarina. Dramma nel dramma su cui indaga la procura di Termini Imerese.
Domenica da Bollino Rosso sull'autostrada Palermo-Catania, oltre 3 chilometri di coda. Disagi sono previsti anche nel pomeriggio al rientro alle località di mare. Marco Gullà. Ci risiamo ancora una volta. Per il quarto weekend consecutivo sull'autostrada A19 Palermo-Catania si registrano code e rallentamenti di circa 3 km nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldacia nella careggiata in direzione Catania per il traffico di automobilisti che devono raggiungere le località di mare. La situazione è comunque monitorata costantemente dal personale ANAS che a sua volta ricorda che sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Merese in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla sala operativa ANAS di Palermo. Le criticità maggiori nel tratto di A19, compreso tra Altavilla, Milice e Bagheria, sono previste a partire dalle 15 di questo pomeriggio fino a sera, soprattutto nella careggiata che da Catania porta a Palermo. I lavori sono quelli di messa in sicurezza con l'adeguamento delle barriere di protezione sia sui viadotti che lungo la strada e si trovano tra il chilometro 5 e il 10. Tali cantieri, dicono dall'ANAS, sono fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione. A Palermo, dopo giorni di agonia, la 65enne Rossella Perricone è morta in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto a Cerda sulla statale 120. Era ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia. Funzionaria di Poste Italiane, stava viaggiando in sella a una Triumph guidata da un 62enne. Il mezzo si è scontrato frontalmente con il Piaggio Beverly guidato da un 20enne. Adesso andiamo a Catania, un giro tra i musei, passeggiate sull'Etna e buon cibo sono gli ingredienti preferiti dai turisti che arrivano a Catania in questa prima domenica d'estate. Simona Mazzone. Prima domenica d'estate sul calendario, anche se il sole in Sicilia ci ha già regalato calde giornate in linea con la stagione già da qualche settimana. Catania affollatissima di turisti, ricercate le visite nei siti museali. Cagliari. In giro per musei a Catania? Sì, esatto. Abbiamo fatto prima una convention a Taormina, poi siamo stati a Noto e poi a Ragusa e oggi ci dedichiamo a Catania. Immancabili un giro sull'Etna, meta ambita dai più, e poi monumenti, passeggiate, buon cibo e un giro turistico per le strade cittadine. California. Do you like Catania? Sì. Vivo in Catania per lavoro in Sigonella. Where are you from? Belgium. Questi turisti non hanno ancora visitato la città, ma Catania è già bellissima al primo sguardo. Miami. La cosa più bella che ho visto finora è l'Etna, dice questa ragazza. Yes, good place. Questa coppia francese ha amato da subito il cibo locale, soprattutto il pesce. Turismo per lo più mordi e fuggi, molti infatti sono già in partenza per altre mete, tra cui Taormina, Ortigia e Noto. E sempre a Catania siamo stati a San Giovanni Licuti e abbiamo registrato il malcontento tra i bagnanti catanesi che speravano nell'apertura del solarium in questo fine settimana. Ancora Simona Mazzone. Grande delusione tra i bagnanti che aspettavano l'apertura del solarium di San Giovanni Licuti per questo fine settimana e che hanno ancora una volta trovato le transenne a vietarne l'accesso. Questo era un angolino dove tantissima gente veramente veniva, ne aveva bisogno di farsi questo bagno al mare. Moltissimi sono disabili tra l'altro e questa gli permetteva di fare il bagno. È assurdo che oggi occorra ancora del tempo per inaugurare ufficialmente questo servizio ai cittadini. È assurdo, è inconcepibile. Non si mantengono le parole a Catania. Cittadini furiosi, soprattutto i diversamente giovani. Succede che noi grandi persone, io ho 72 anni, volevo andare al solario per devo mettermi nelle pietre che mi posso cadere e rompere qualche osso. Disagi per chi ha dovuto far buon uso dell'arte di arrangiarsi, chi si aggrappa sugli scogli, chi barcolla da una parte all'altra rischiando di cadere, persino con carrozzella sotto braccio e coi passeggini incastrati per non rischiare la caduta del pargolo. Quando aprono la piattaforma sarà meglio, più comodo. Come riuscire a destreggiarsi sugli scogli senza inciampare? Siccome questo è un servizio per il popolo che ha le catene, una al collo, ai piedi e al braccio, quindi noi come schiavi non abbiamo diritto neanche a questo. Al momento si può usufruire solo di docce e salvataggio. Dal comune fanno sapere che il solarium dovrebbe aprire martedì prossimo. Adesso una breve pausa e poi vi parleremo di una mostra e del concerto di Vasco Rossi a Messina. A tra poco.
Monreale ospita la mostra da Picasso a Warhol, la ceramica dei grandi artisti. Circa 100 opere sono ospitate nel complesso monumentale normanno Guglielmo II fino all'8 dicembre. Orazio Longo. Un uccello con ciuffo e un volto di donna, un angelo dorato e un elefante con il suo cornac. Queste e altre da Picasso a Andy Warhol a Salvador Dalì. 100 opere realizzate da 60 artisti provenienti da collezioni private in ceramica, terracotta e porcellana che prendono la forma di piatti, brocche, tazze, sculture e oggetti decorativi in mostra a Monreale nel complesso monumentale normanno Guglielmo II. Un evento straordinario per noi, come una mostra sull'arte della ceramica che si collega benissimo al nostro territorio. Questo è possibile grazie alla rifunzionalizzazione del complesso monumentale Guglielmo II e in particolare della Sala Novelli. La rassegna si presenta come un'antologia senza confini che ripercorre l'approdo della ceramica dall'artigianalità al campo dell'arte. Colui che ha dato la spinta a questo interesse verso la ceramica è ovviamente Pablo Picasso, il grande maestro che a Vallauris ha scoperto un modo nuovo di fare la ceramica, creando praticamente i presupposti per un nuovo filone dell'arte. Abbiamo scelto di portare i più grandi artisti che si sono espressi anche attraverso la ceramica a Monreale, proprio perché Monreale è una delle 46 città che rappresenta la ceramica in Italia. La mostra, promossa dal Comune e prodotta dalla società Renaissance col patrocinio della Regione, sarà visitabile fino all'8 dicembre. Messina ha vissuto la prima notte del Blasco in 40.000 allo Scoglio Franco Scoglio per il concerto di Vasco Rossi. Oltre 3 ore e mezza della sua musica che unisce generazioni e che è voluta essere un inno alla vita ma anche un grande appello alla pace. Stasera si replica sempre col sold out. Francesco Triolo. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelli che non vogliono mai. Voglio una vita di quelli che non si sa. Una notte da Blasco, una notte da vivere. Vasco Rossi celebra la vita spericolata, il suo inno che ha passato e coinvolto le generazioni e che questa volta diventa l'apertura del suo spettacolo. Non era mai accaduto. Arriva e spacca, scatenando i 40.000 del Franco Scoglio di Messina con un arrangiamento solenne. Tutta la scaletta è piena di Vasco, canzoni che celebrano la vita in un concerto rock intenso e potente, emozionante, un popolo che arriva da tutto il sud Italia e si riunisce al suo leader carismatico che richiama continuamente la celebrazione della vita e della pace di fronte ad un mondo pieno di odio, di guerre, di violenza, di valori rovesciati. La scaletta è dinamica, canzoni che parlano di vita già fin dalle prime, una carrellata dei suoi successi, da C'è chi dice no, una canzone per te, va bene così, rewind, vivere. È passato tanto tempo, vivere. Il finale con i suoi capisaldi, quelli di forte impatto emotivo, con Senza parole, Selli, fino alla chiusura con le immortali Siamo solo noi, canzone Alba Chiara, oltre 3 ore e mezzo di adrenalina che vedranno il bis questa sera. Ancora una pausa e poi lo sport con il calciomercato, Meta Catania e anche pallanuoto. A tra poco. Eccoci allo sport. Per quanto riguarda il calciomercato delle siciliane, il Palermo è molto attivo in questo momento, mentre il Catania si affida a Pastore che prova a trattenere Inglese. Marco Carli.
Anche organizzazione societaria. Le siciliane guardano la struttura dei club, ma anche ovviamente i giocatori che servono per l'organico. Il Palermo, dopo l'ultima stagione sull'altalena, lavora per essere protagonista assoluto, e allora ecco che gente che ha fatto la Serie A, come il difensore Augello, che piace anche alla Cremonese, e il centrocampista e trequartista Viola dal Cagliari potrebbero essere colpi importanti. Con Audero per la porta si lavora sull'ingaggio, al momento troppo alto. Dietro le punte piace sempre Palumbo, mentre Lia sull'esterno dallo Spezia è più di una possibilità. In casa Catania ufficiali i ruoli di Zarbano, direttore generale, Pastore, direttore sportivo, saranno presentati mercoledì mattina. Il lavoro di Zarbano è già cominciato da più di un mese, mentre Pastore è ancora sotto contratto per la stagione che sta per concludersi e ha sottoscritto l'accordo da poco per le prossime 2. È lui che lavora sul mercato, che ha presentato l'offerta inglese per provare a farlo restare il rossazzurro. Settimana importante in cui si scioglierà il nodo Cianci. La Ternana ha tempo fino a martedì per esercitare l'opzione, mentre si attendono novità per l'avvio della gara per l'assegnazione di Torre del Grifo. In casa del neopromosso Siracusa, l'arrivo in città di Turati in settimana servirà per fare il punto sul mercato. Manca il DS, ma al momento le competenze del ruolo potrebbero essere portate avanti dal direttore generale Guglielmino, mentre per il ritiro si pensa al campo di Canicattini. L'idea di restare vicino a Siracusa è per aumentare il livello di coinvolgimento dei tifosi della provincia. Il Trapani, dopo le difficoltà del primo anno, dovrà partire in salita nel secondo, 8 punti di penalizzazione. Pronto il ricorso al collegio del CONI. Sul mercato si cerca l'attaccante che possa fare la differenza. Calcio a 5, la Meta Catania vince gara 1 della finale scudetto a Napoli. Venerdì ha il match point in casa per centrare il bis tricolore. Ancora a Carli. La voglia della Meta Catania di centrare il bis scudetto nel calcio a 5 la esprime Turmena con la doppia conclusione che va all'1-0 in casa di Napoli nella gara 1 della finale playoff. Potenza e precisione al quadrato, come quadrata è la Meta dall'avvio della stagione. Solida e concreta anche a Napoli nella partita più importante. Niente sbavature di fronte a una squadra di qualità che nei playoff finora aveva fatto percorso netto, tutte vittorie, e che invece si è dovuta inchinare ai rossazzurri capaci, grazie a Turmena e al solito Pulvirenti, di andare sul 2-0. Nella ripresa gli etnei sfiorano il terzo in avvio, poi Sicheira è come sempre bravo a chiudere la porta agli attaccanti avversari. Avevamo anche qualche defezione, mancava qualche giocatore, però questa squadra ha dimostrato che chiunque scende in campo può starci benissimo. Adesso bisogna stare con i piedi per terra, continuare a lavorare, restare umili perché non si è fatto ancora niente. Venerdì al Palacatania c'è gara 2, ore 20:30, appuntamento da non perdere. Catania sogna un altro tricolore. Vittoria dell'Italia sulla Grecia nella seconda giornata del primo trofeo Trinacria Cup di Trapani. Oggi il Settebello è impegnato contro la Spagna, recente vincitrice della Coppa del Mondo. Franco Cammarasana. Italia-Grecia 16-9, Spagna-Ungheria 16-13. Questi i risultati della seconda giornata di gare nel primo trofeo Trinacria Cup di pallanuoto in corso di svolgimento nella rinnovata piscina olimpionica di Trapani e che vede confrontarsi 4 tra le più forti nazionali del mondo, attualmente in fase di preparazione in vista dei mondiali in programma nel mese prossimo a Singapore. Dopo la sconfitta per 10-12 ad opera dell'Ungheria nella prima giornata, ieri è scesa in vasca un Settebello più determinato, con aggiustamenti in difesa da parte del CT Sandro Campagna, che hanno reso la squadra più solida dietro e più veloce ed efficace nelle ripartenze, capace di una spettacolare rimonta dopo essere rimasta per 8 minuti senza andare a segno. Stamani la seconda e conclusiva giornata, Italia in acqua a partire dalle 16:30 contro la Spagna, fresca vincitrice della Coppa del Mondo 2025. A seguire Ungheria, Grecia che chiuderà la manifestazione. E noi ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona domenica.